Ore 3:30 della notte, siamo qui in mezzo a un campo a Rovato, stiamo cercando di fare la traversata storica di Coccaglio Rovato per arrivare alla loggia, perché noi non facciamo solo quello che la società ci impone, ma facciamo anche cose... Noi non facciamo solo quello che vogliamo. No, facciamo... Cece, pensiamo a te. Cece, ti vogliamo bene, questa camminata è per te. Sappi che noi siamo qui solo per te, perché ti vogliamo bene. Abbiamo rischiato la vita sui binari del treno. Cece, c'è un buco, cado per morto, sì. Bene, non è abbandonato. Io in quel buco lato, in questo buco. Cece, ci sono dei buchi, ma noi li schiviamo con astuzia e furbizia. Poco pericolosi. Non si vede niente. Cece, non si vede niente, però l'importante è il racconto che facciamo. Ma mangio sono 1000. Trappole. Ne ha messe albi. Le trappole, ne ha messe albi, dici. 1000 trappole, attenzione. Cioè, ma Cece, c'è un'altra ringhiera altissima. No! Figa! Non l'avevi vista. Figa ancora! Oh, figa! Cece, dobbiamo saltare una ringhiera altissima. Figa, qua noi ci siamo proviamo. Cece. Ma vaffanculo, Cece. Fortuna te che sei libero, che puoi fare quello che vuoi lì, eh. Sei quasi a livelli di albi. Fortuna che può guardare il computer. Cece, ti appoggio qua mentre scavalchiamo. Non offenderti. Poco pesante. No, ma voglio di fare quest'altra scavata. Speriamo che ce ne sia ancora perché si è incastrato. Ha fatto bello. Una ringhiera qua e Mauri proprio lì dove c'è la cosa. Bella ringhiera qua, Cece. L'ideale. Cece, c'è Dani che non riesce a scavalcare. Mauri che mi fa malissimo. No, ma Cece, mi spiace che non vedi Dani in questo momento, anzi aspetta che magari riusciamo a fartelo vedere.